Gli faccio a mio padre, pare che domani provo la moto. Giustamente lo stronzo e l'ha lasciata a riserva, finocchio. Vediamo quanti litri tiene. Beh dai, c'erano altri 2 litri penso dentro. Là. Bene raga, oggi test ride del TRK502 di mio padre. Allora, molto probabilmente farò stradine un attimo perse qua, le zone mie, e dopo andiamo verso il Fadalto, dove la proveremo appunto in montagna. Lasciate stare lo scaldabagno, quello tra poco andrà via. Per il resto volevo chiedervi, uno, per chi non fosse ancora iscritto, di iscriversi al canale. Secondo, se vi piace questo video, un bel like. Terzo, commentate su cosa ne pensate della Benelli TRK502X, per non dimenticare. Bene raga, ci aggiorniamo tra una settantina di chilometri. Ed eccoci qua, dopo 70 km, e ovviamente abbiamo l'aria contro. Allora, in queste stradine perse in mezzo alla campagna veneta ho avuto la possibilità di prendere più confidenza, quindi adesso posso raccontarvela un po' meglio. Giusto, non c'è il cambio elettronico questa. Ho provato a tirare su. Che coglione che sono. Non sarebbe male il cambio elettronico, ho stretto troppo. Minchia se perdega. Minchia se è stra agile sta moto. Porca troia, guarda che roba. Ha anche lo scarico originale, ma fa un po' di casino. Cioè, questa vista qua è una roba incredibile, cazzo. Bellissimo. Ogni volta che vengo su di qua, fanculo, è sempre uno spettacolo. Guarda le pecorelle, che belle. Fermo là. Guarda che bello il cane. Mica quante cazzo sono. Guarda questi con la vespetta. Minchia se va giù. A parte che noi siamo anche belli alti da terra, quindi quando si va un po' in piega sembra che ti sdraii per terra praticamente. Non so se mi spiego. Questo è un tornantino. Bello, bello. Il bello è che ogni tanto, quando tieni leggermente il gas aperto, il rilascio fa qualche scoppiettino. Infatti mi rode un po' il culo aver su lo scarico originale. Anzi, vi dirò di più, scrivetemi qui sotto nei commenti. Non voglio fargli lo scarico diretto, perché non avrebbe senso su una moto così. Farebbe veramente un casino allucinante per praticamente niente. Però il terminale ci potrebbe stare. Quindi adesso vi do la scelta a voi. Qua sotto nei commenti scrivetemi, Pandino stai più largo, grazie puttana merda. Scrivetemi qua sotto nei commenti che terminale mettereste a questa moto qua. Io sono sincero, avevo pensato a un Arrow, avevo già visto quale, praticamente acciaio con fondello in carbonio. Su questa moto qua ci sarebbe un bel terminale tipo piccolo, scuro, non troppo grande. Quello che abbiamo su sembra praticamente uno scaldabagno. Comunque ha una ciclistica veramente bella. Porca troia, non me lo sarei mai aspettato. Oltre che per tenerla sempre bella vivace devi stare praticamente a 6.000 giri, che penso che abbia la copia massima. Ecco, un'altra rottura di coglioni è che avendo il cupolino così alto mi fa tipo turbolenze d'aria sopra il mio casco, e quando tengo la visiera aperta per parlare eccetera eccetera me la chiude di colpo e non mi piace. Fa leggermente freschetto, ma leggermente. Stavo pensando adesso che stiamo rifacendo la stessa strada che ho fatto con mio padre del primo giro in moto con lui, che se in caso lo siete persi me lo lascio qui e vai in alto a destra. Allora, quello che dicono sulla ciclistica è vero, è una canonata, è una roba incredibile sta moto. Cilindrata 500, 2 cilindri in linea, abbiamo praticamente un 48 cavalli sotto il culo e 46 Nm di coppia, praticamente considerabile pari. Senti i scoppiettini che fa. Sarei curioso di provare una moto che
sempre ovviamente turistica, così possiamo chiamarla, che abbia ancora più coppia. Come dischi abbiamo un 320 davanti e un 260 dietro. L'unica pecca che ho notato è che ok sì che ha il 320 davanti, però cazzo si frena tanto morbido. Cioè sono abituato alla Z che prendete tiro il freno con 2 dita e appena lo tocco frena. Questo è molto morbido, cioè adesso inizia a frenare, cioè dopo un centimetro di corsa, porca troia. È proprio bella da guidare questa. Freno motore ne ha. Ah, qua è un po' umidino, quindi direi che possiamo calmarci leggermente. Mi si sono tappate 4 volte le orecchie. Stai zitto. Salve, salve, salve. Qua destra, sinistra. E speriamo di non trovare il ciclista. Ecco, diciamo che un'altra, possiamo dire, problematica di questa moto qui è il discorso che pesa 230 kg. Non sono pochi, 230 kg e ha un baricentro praticamente alto. E infatti nel spostarla da fermo questa qua è un po' una troia. La seduta è molto comoda, cioè a parte di essere su un cazzo di divano, schiena dritta, spalle larghe, sono una poltrona praticamente. Questa moto qua dovrebbe essere del 2022, capacità di serbatoio dovrebbe essere 18-20 litri, se non sbaglio deve essere 18. Io la butto lì. Se questo video qua arriva a 1000 like, gli cambio il motore. E voi dite, in che senso gli cambio il motore? Gli metto su quello del 702, ma solo se il video arriva a 1000 like. Se non ci arriva non lo faccio. Però il terminale sì, perché il terminale è una roba che obbrobbria così, avrebbe un bel sound, te la godi ancora di più la strada. Oh, lago di Santa Croce. Adesso andiamo verso sinistra, ci facciamo, porca boia, un pezzo di fadalto. Ecco, l'unica cosa che anche per andare per terra è alta, Dio caro. Test sound. Senti che roba, senti che roba. Salve, salve, salve. Che mai non posso registrare un video con i con sto cazzo di vento di merda. Velocità massima, da quel che dicono, dovrebbe fare 165. Io ho già provato prima a tirarla un po', sono arrivato fino a 160-61, poi ho mollato. Display molto semplice, giri motore, velocità, chilometri totali, benzina, marcia, orario e quella specie di binocolo che si vede là con 2 pollini e un trattino, è un cazzo di coso per la temperatura. Io vi chiedo sempre di iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Aspetta che freno prima di andarmi a schiantare. Yeah.